Buonasera a tutti coloro che si sono collegati sui canali Facebook e YouTube del Festival Costituzione. Siamo all'incontro questa sera con il professor Yannis Varoufakis. Il professor Varoufakis ci parlerà della sua esperienza come ministro dell'economia della Grecia del 2015 all'interno dell'Eurogruppo. Ci dirà se all'interno dell'Eurogruppo fosse possibile formulare preventivamente delle proposte scritte da sottoporre alla discussione e alla delibera, oppure se questo non era possibile. In quel caso si potrebbe parlare di censura preventiva. Ci dirà anche se le posizioni di ciascuno e le proposte di ciascuno venivano analiticamente verbalizzate o se questo non fosse possibile. In questo caso si potrebbe parlare di censura successiva che, ai sensi dell'articolo 21, noi trattiamo come argomento naturalmente della libertà di espressione del pensiero. Thanks, Prof. Varoufakis, for accepting the invitation of our association to participate to the 8th edition of the 2021 Constitutional Festival. This year, the topic is dedicated to the freedom of expression of thought. Your speech will be about your experience as Minister of Economy in Greece at the Eurogroup and whether the functioning of that institution is democratic or not. Whether it is possible to formulate written proposals to be discussed and deliberate. Whether the minutes of the meetings contains individual declaration and responsibilities or not. Thank you, Varoufakis, for your speech. At the end of your speech, will be possible for everyone to make questions. Thank you. Professor Varoufakis, your microphone is off. We can't hear you. Sorry, I unmuted myself because we need to do this for democracy to have a chance. Thank you so much, Professor, for the invitation, for the kind words, and for the opportunity to speak to a profound and fundamental prerequisite for democracy, which is, of course, transparency. Because without transparency, there is zero probability of democracy, especially when we have representative democracies. We elect people to represent us, to govern and to legislate on our behalf. If we do not know what they're doing on our behalf, it is utterly impossible to judge them. And if we can't judge them, we cannot do that which is essential in democracies. To be able to exercise the right to look at them in the eye and ask them, what have you done on our behalf? How did you do it? On whose interests did you do? And is it perhaps time for us to get rid of you? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, mi sono mutato, ma togliersi dal muto è importante, è fondamentale per la democrazia. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e per avermi dato l'opportunità di parlare di una cosa che è fondamentale, un prerequisito della democrazia, che è la trasparenza. Senza trasparenza non c'è democrazia, soprattutto quando parliamo di democrazie rappresentative. Una democrazia rappresentativa ha bisogno della trasparenza perché altrimenti è impossibile chiedersi che cosa stanno facendo i nostri rappresentanti per noi, è impossibile giudicare e senza poter giudicare non possiamo esercitare un diritto, anche questo fondamentale, che è quello di poter guardare i nostri rappresentanti negli occhi e chiedere loro che cosa avete fatto per noi, come l'avete fatto, negli interessi di chi. E nel caso, in base alla risposta, chiedersi anche la domanda legittima, forse è il caso che dobbiamo liberarci di voi? It is not just a question of what citizens know to be happening on their behalf. A democracy is to be judged on how well it handles, how well it manages crisis.
when everything is fine and everybody's more or less in agreement with what to do, you don't really need democracy. Democracy is essential for handling periods of crisis that lead to very serious disagreement. Now, in every crisis, especially in a European Union of very different countries, weak countries, strong countries, countries that have a trade surplus, countries that have a trade deficit, countries that have a financial surplus, countries that have a financial deficit. When you have a meeting of finance ministers behind closed doors, without transparency, without minutes being taken, without you, the citizen, being able to ascertain what the Italian finance minister said, what the Greek finance minister said, what the German finance minister said, that opacity, especially when you've got a clash between stronger and weaker ministers, leads with mathematical precision to the complete dictatorship of the powerful over the weak. Bene, ma non è solo una questione di chiederci che cosa i cittadini sanno. All'interno di una democrazia è importante, come abbiamo detto, che si possa giudicare l'operato dei nostri rappresentanti e soprattutto di come i nostri rappresentanti gestiscono le crisi. Finché c'è accordo, finché tutti siamo d'accordo, allora va tutto bene, non ci sarebbe neanche bisogno di una democrazia quasi. Ma soprattutto nelle crisi, nei momenti di disaccordo, allora è qui che la democrazia è veramente importante. E in tutte le crisi, soprattutto nelle crisi che coinvolgono l'Unione Europea, in cui abbiamo paesi più forti, paesi più deboli, paesi che hanno un surplus o un deficit dal punto di vista commerciale o finanziario, è proprio qui che è importante la trasparenza. E quando ci troviamo di fronte a degli incontri come quelli dell'Eurogruppo, quando i ministri della finanza, dell'economia dell'Unione Europea si incontrano, se non c'è trasparenza, se i verbali non vengono messi per iscritto, non sono assicurati, allora è qui che si crea questa opacità, un'opacità ancora più pericolosa in momenti, come dicevamo prima, di scontro, di disaccordo, che porta con certezza matematica a una dittatura in cui prevale il forte sul debole. So, asymmetrical power plus opacity equals dictatorship. Let me give you an example. And I'm not going to give you Greece. I will come to Greece in a bit. But I will give you the example of Italy. Italy is not a small country. Italy is a significant country, a substantial country, but nevertheless a country that is caught in an asymmetrical relationship with a country like Germany. Allow me to put it very simply to explain the asymmetry. Suppose some demon presses a button and the euro disappears. There's going to be a flight of capital into German banks from Italy, Greece, Germany, because everyone will be predicting the appreciation of the German euro or Deutschmark. And there will be a flight of capital out of Italy, out of France, out of Greece. That creates an asymmetry. So nobody wants to see the euro go away, but if the euro goes away, a country like Germany is going to have a capital in-flight, and a country like Italy is going to have a capital out-flight. That creates a power asymmetry. If you add to that a difficult moment like that which Mario Monti experienced when he was prime minister, or before that Berlusconi, even now Mario Draghi, and there is a dispute in the Eurogroup or in the European Union Council, and there is opacity. And your Italian representative, whoever it might be, it doesn't matter, I'm not making a party political comment here, is insisting on something. The opacity, the fact that no one can see what that was said, what the words of your minister or prime minister were,
his opponents in the European Union Council or in the Eurogroup, the only thing they need to do to undermine your representative is to leak out there that your representative was a fool, even if your representative was not a fool. Because there's no way he or she can prove they are not foolish or weren't. That leak on its own is going to create a serious problem with your banking system, a serious problem with the financial markets. This is why I'm saying, I'm coming up with an equation. Power asymmetry plus opacity equals dictatorship. Abbiamo quindi una simmetria di potere che, sommata all'opacità, equivale a una dittatura. Vi do un esempio, che non sarà l'esempio della Grecia, torneremo poi sulla Grecia tra qualche minuto, ma diamo un esempio, l'Italia, per esempio. L'Italia è un paese all'interno dell'Unione Europea, un grande paese, un paese importante, rilevante, ma che vive una simmetria di potere con la Germania. Immaginiamo così che una divinità, un demone immaginario, prema un bottone che faccia scomparire da un momento all'altro l'euro. Nel caso in cui scomparisse l'euro da un giorno all'altro, ci sarebbe un flusso di capitali che escono dall'Italia o dagli altri paesi e vanno verso le banche tedesche. E quindi è qui che risiede la simmetria. Se ci fosse un momento in cui l'euro scompare, avremmo un aumento di capitale per la Germania e una diminuzione di capitale per l'Italia. Sommiamo a questo una situazione di crisi, di difficoltà, come per esempio può essere quella che è stata vissuta dal governo Monti anni fa, o anche da Berlusconi ancora prima, o anche ora con il governo Draghi. Allora abbiamo uno scontro, abbiamo questa opacità e abbiamo i nostri rappresentanti politici che hanno un'idea, cercano di portare avanti la propria idea in quanto nostri rappresentanti. Beh, allora in questa circostanza, in questa condizione, l'unica cosa che dovranno fare gli oppositori del rappresentante, in questo caso italiano, all'Eurogruppo, per minare la credibilità del nostro rappresentante, è quello di far trapelare delle informazioni sbagliate, dicendo che per esempio il nostro rappresentante è stato uno stupido, si è fatto ingannare. Basta questo, con questa circostanza, con questi scontri di potere, a portare un grande scontro, a screditare i rappresentanti politici e portare grandi problemi all'interno dei mercati finanziari o nel sistema bancario. Quindi questa è una formula che ripeto, come ho detto all'inizio, e una simmetria di poteri più opacità equivale a una dittatura. You were kind enough to invite me to speak about EuroLeaks, which is the name we gave, borrowing it from WikiLeaks, to the website that we created in order to give you, every European, actually anyone, access to the recordings I had made during those Eurogroup meetings when I was finance minister for a few short months in 2015. Now, why did I do that? How did it happen? Well, you will find, if you go to euroleaks.dm25.org, you'll find that the first 3 Eurogroups I attended are not there. And they're not there because I didn't record them. And I did not record them because it didn't occur to me that I should. Because I went in there in good faith. I took my proposals, I took copies of the proposals, and 2 things happened which were absolutely astonishing. Absolutely astonishing. The first thing was, I was being invited to present my government's, new government's, mandate, what we planned to do, and to seek the advice and the discussion with my colleagues in the Eurogroup. And the first thing you do when you are making a presentation is you hand out, a leaflet or a booklet with your graphs, with your analysis, with your proposals, a summary. That's what you do in every conference, in a university, in a business meeting. And I tried to do that. And I was stopped. I was threatened with the end of the meeting if I dared continue. Let's translate that and I shall continue.
Voi siete stati così gentili da invitarmi qui oggi per parlare di Euroleaks. Euroleaks è il nome che abbiamo voluto dare al sito che abbiamo creato per dare accesso a tutti i cittadini europei alle registrazioni delle discussioni che sono avvenute all'interno delle riunioni dell'Eurogruppo a cui ho partecipato per qualche mese nella prima metà del 2015. Ma come si è arrivati alla creazione di questo sito internet? Beh, se andate a vedere su euroleaks.dem25.org, questo sito Euroleaks appunto, vedrete che le registrazioni, i resoconti dei primi incontri dell'Eurogruppo non ci sono. Perché? Beh, perché ero arrivato lì innanzitutto con uno spirito positivo, propositivo anzi, e sinceramente contento di andare lì e proporre le idee del nostro partito, del nuovo governo eletto, ma mi sono reso subito conto di due cose che mi hanno sconvolto, colpito moltissimo. Beh, prima di tutto ero stato invitato a queste riunioni per proporre il mandato del governo neoeletto greco e per avere ovviamente una discussione con i miei pari all'interno dell'Eurogruppo. E quindi, come si fa di solito, la prima cosa che si fa in questo tipo di riunioni, ma anche all'università e in altre circostanze, si prepara un riassunto con dei grafici che presentano le idee che si vogliono proporre. Questo succede sempre. Ebbene, di fronte alla mia volontà di distribuire questi leaflet, questi riassunti, i grafici che sostenevano le nostre idee, sono stato minacciato, è stato minacciato di interrompere addirittura la riunione. When I started handing over these booklets, I was immediately stopped and I was told, no, you cannot do that. And I was warned that if I do that, then effectively our banking system is going to close down in 2 weeks' time. So I had to speak out my proposals without graphs, without written evidence. I did it. I explained fully the macroeconomic thinking behind the very simple proposal I had to them to tie up the rate at which the Greek state would be repaying its debts to the rate at which our national income would be increasing. This is a standard practice in Wall Street, in the City of London, in Frankfurt. It's the obvious thing to do, to make your creditors partners so that there is incentive compatibility, as we say in economics, so that they want our growth, we want our growth gives them back more money. No answer, except Wolfgang Schäuble, and then, of course, everybody else, either being quiet or agreeing with Wolfgang Schäuble, saying, you cannot change the economic program for Greece just because you had an election. To my horror, I realized two things when I got out of that meeting. First, that the reports in the media that were the result of leaks from within there were that I had no proposals, that the other side, the Troika, Schäuble, Dijsselbloem, and so on, were putting forward technocratically brilliant proposals, that I had none. Whereas exactly the opposite was the case. I was the only one with proposals. I was refused the opportunity to discuss them, to table them, and there were no proposals from the other side. Just a big fat 9. That's all I got from it. So the reports out there were exactly the opposite, the reversal of the truth. And when I asked my secretary to get the minutes so that I could show what was being said, she told me there are no minutes. Opacity and asymmetry equals dictatorship. E quindi dicevo, stavo distribuendo questi leaflet, questi riassunti grafici, sono stato immediatamente fermato e in quella circostanza lì essere fermato, sospendere l'incontro equivaleva a una chiusura totale del nostro sistema bancario di lì a 2 settimane in Grecia. Quindi sostanzialmente sono stato obbligato a mettere sul tavolo le nostre proposte senza l'aiuto di alcun materiale scritto, senza i grafici, senza i riassunti.
Allora ho proseguito esponendo i principi macroeconomici che stavano alla base delle nostre proposte e di come mettere a pari, far apparare praticamente il tasso di ripagamento dei nostri debiti con il tasso di aumento dei salari, dei redditi in Grecia. Questa è una pratica comune che si fa anche a Francoforte, in tante altre sedi. Questo serve per rendere i creditori partner e porre sul tavolo degli incentivi di compatibilità, così si dice in termini economici. Queste proposte sono state incontrate con un rifiuto principalmente da parte di Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e tutti i suoi alleati, che sostanzialmente sostenevano che non potevamo pensare di cambiare il piano di aiuti o le decisioni che erano già state prese all'interno dell'Eurogruppo solo perché in Grecia avevamo avuto delle elezioni. E qui altre due cose mi hanno colpito. Prima di tutto che i resoconti dei media, dei mezzi di informazione, dopo questi incontri, che erano risultato di informazioni trapelate dall'interno di queste riunioni dell'Eurogruppo, era che il governo greco non aveva proposte, noi non avevamo alcuna proposta, e che invece i burocrati europei erano dei perfetti tecnici che stavano proponendo delle idee fondate e solide, quando invece era vero assolutamente il contrario. Abbiamo incontrato un grandissimo Nine in seguito a queste riunioni, e quello che dicevano i mezzi di informazione era il completo opposto della verità di quello che era. E quindi, a maggior ragione, quando io poi ho chiesto ai segretari delle riunioni di fornirmi i verbali delle riunioni per poter dimostrare qual era la verità, mi è stato detto che questi verbali non esistevano, non era stata presa nota, non c'era prova scritta di quello che era stato detto durante queste riunioni. Torno a ripetere, una simmetria di potere più l'opacità equivale alla dittatura. This truth reversal, the reversal of the truth that I just related by means of one example, was standard. It was happening every time, and sometimes 2 or 3 or 4 times in every meeting. The opposite of what was being said or done within the Eurogroup meeting was presented to you, the members of the public. I'll give you just a second example. I could give you 20, but I'll just give you one, and another one. The only people to have spoken of Grexit, of Greece's exit from the euro, were my opponents. Those who were threatening me that unless I take more money from, on behalf of the Greek state, from European citizens, money that I didn't want to take on, because when you are already bankrupt, you don't have the right to get more loans. And I was trying to find clever debt restructuring schemes by which to reduce the amount of money we needed to borrow. And they insisted that I should take all the money in order to pretend to be paying back the unpayable debts. They were effectively threatening me that unless I take the money, there would be Grexit. And I was saying this is not a Europeanist way of speaking. And what was being said out there, what the media were reporting, with leaks coming out of my opponents, the Troika, Dijsselbloem, Schäuble, was the reversal of the truth. They were saying that I was threatening with Grexit, and I was begging them for money, threatening with Grexit. You have no idea how difficult that is to take. E quindi c'è stato completamente un rovesciamento della verità che si è riproposto sempre, era lo standard, era cosa comune, alcune volte 2, 3, 4 volte nella stessa riunione. E questa verità rovesciata era quella che poi veniva presentata al pubblico, ai cittadini europei. Do un secondo esempio, potrei darne 20, veramente moltissimi, ma ne do solo un altro. Le uniche persone che hanno mai parlato di Grexit erano le persone che si opponevano a me durante le riunioni dell'Eurogruppo, i miei oppositori, i miei avversari. E io venivo minacciato che se la Grecia non avesse accettato i soldi, che sostanzialmente erano dei prestiti che poi avremmo dovuto ripagare e che io sapevo che sarebbero stati impossibili da ripagare, venivo minacciato di Grexit. La Grecia sarebbe uscita
dall'Eurozona, dall'Unione Europea. Io stavo cercando dei modi per risolvere questa situazione, per ridurre la quantità di prestiti da accettare, da prendere, per cercare di salvare il sistema bancario e il paese. E di fronte a queste minacce io ho sempre sostenuto che non fosse un modo europeista di parlare a un proprio pari. E di nuovo, per questo concetto di verità rovesciata, quello che poi veniva trasmesso e detto dai media era che ero io a minacciare di Grexit gli altri Paesi membri, gli altri Paesi che partecipavano all'Eurogruppo. Io minacciavo di Grexit implorando di ricevere ulteriori prestiti, ulteriori soldi. Questo è stato veramente difficilissimo. This combination of asymmetric power, of opacity, and the truth reversal, if you take those three things, they were creating clearly a climate of fear in the Eurogroup. My estimation, dear friends, is that there were, in the Eurogroups that I attended, 3 groups of finance ministers. A very small group around the great Wolfgang Schäuble, who said what they believed and believed what they said. They wanted austerity for our countries, for Italy, primarily for Italy, right? They were targeting us to get to you. And they were the hardcore, naturally. Then there was a group of ministers whose governments had already imposed such austerity and such unpayable loans on their people, like the Irish government, the Spanish government, the Portuguese government, the Cypriot government. And for them, the greatest nightmare was that my people would get effectively a way out, because then their people would say to them, the Greeks managed to oppose this, why didn't you? And they were terrified of a good outcome for Europe and for Greece, because what would they say to their own people? And then there was a third group of ministers, and that involved your finance minister, Piercarlo Padoan, who had not implemented the heavy austerity policies that we had, that the Spaniards had, that the Irish had, that the Portuguese had. But he was afraid that maybe he was next and that they would force him to do it. So that group and the group that had already enforced those awful austerity measures kept quiet, played along with Schäuble and a small group. So a small group of the surplus countries can keep everybody else quiet, those who have applied austerity and humiliated their people, and those who haven't yet, but they fear that they are next in line. This is the kind of dictatorship that opacity gives rise to, in conjunction with, of course, asymmetrical power. Quindi ritorniamo a questa combinazione di asimmetria di potere, opacità e il concetto di verità rovesciata a cui facevo riferimento prima. Questi 3 elementi insieme hanno creato un clima di paura all'interno dell'Eurogruppo. E ho osservato che all'interno dell'Eurogruppo si sono formati 3 gruppi, c'erano 3 gruppi principali. Il primo, un gruppo piccolo che si riuniva intorno al grande Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, il gruppo più duro dei paesi più rigidi, più rigorosi, che volevano l'austerity, le politiche di austerity per la Grecia, ma anche per l'Italia. Volevano colpire la Grecia per poi arrivare all'Italia. Il secondo gruppo era quello dei ministri, dei governi che avevano già vissuto le politiche di austerity, che avevano già imposto l'austerity ai loro popoli a causa di prestiti impagabili, ovvero stiamo parlando della Spagna, del Portogallo, dell'Irlanda, di Cipro, il cui peggior incubo era che la Grecia riuscisse a trovare una soluzione positiva a questa situazione e che quindi la loro più grande paura fosse che la Grecia e l'Unione Europea con la Grecia riuscisse a venirne fuori in qualche modo da questa situazione di crisi, chiedendosi quindi perché noi non siamo stati in grado di fare questo, perché la Grecia sì e noi no.
E poi un terzo gruppo, che include anche il ministro delle finanze italiano, Padoan era allora ministro delle finanze, che insieme ad altri paesi non avevano imposto politiche di austerity come quelle che erano state imposte in Grecia, ma temevano che sarebbero stati i prossimi. E quindi il gruppo 2 e il gruppo 3, questi due ultimi gruppi, chi aveva già imposto le politiche di austerity e chi temeva che sarebbe stato il prossimo, sono stati in silenzio e hanno praticamente fatto il gioco del primo gruppo, un gruppo molto ristretto, riunito intorno alla Germania. Di nuovo sono stati in silenzio gli altri paesi e hanno giocato il gioco della Germania. Ripeto, la dittatura proviene da una situazione in cui c'è opacità e asimmetria di poteri. To finish off, let me ask a question that I'm sure is prominent in your mind. How relevant are the events of 2015 to what's happening now during the pandemic and after the pandemic? I think it's very relevant. Do not be lulled into believing that Europe has now changed, that now we've moved away from austerity, that now we have the recovery fund, that billions and billions are coming, and we have a new paradigm. It's not true. Yes, there is the recovery fund. Yes, it's a lot of money. But no, it's not the kind of money or the volume of money that can address the recessionary forces that are at work. Let me put it very simply. Italy's public debt and public deficit are through the roof, just like Greece's. The moment Berlin balances its own budget, there's going to be a tightening of the fiscal reins in Rome, in Athens, in Madrid, in Paris. That recessionary force is going to be far larger than any stimulus that you get from the recovery fund. The tensions in the Eurogroup and the European Union Council will return, and we have done nothing to change the governance. No more transparency, no more democracy, nothing to ameliorate for that combination of asymmetrical power, opacity, and the truth reversal that that brings. So it is our duty as Europeans to do basic things like what I did, which is to leak so that you can hear the recordings of what happened in there, not just out of curiosity, but so that we organize a pan-European move towards radical transparency as a first stepping stone towards a degree of democracy. Thank you. Finisco il mio intervento con una domanda. Quanto sono rilevanti gli eventi del 2015 di cui ho appena parlato con la situazione in cui ci troviamo adesso con la situazione della pandemia e il post-pandemia? Io penso che siano molto importanti, che siano molto rilevanti questi eventi del 2015 per adesso. Non credete che, o non siate portati a pensare che l'Unione Europea sia cambiata, che i tempi dell'austerità sono finiti, adesso abbiamo il Recovery Fund e abbiamo trovato un nuovo paradigma. Questo non è semplicemente vero. È vero, abbiamo il Recovery Fund, è molto denaro, ma non è il volume di denaro necessario e sufficiente per compensare le forze recessive che sono in atto adesso. Per esempio, prendendo come esempio l'Italia, il debito pubblico italiano, il deficit italiano è altissimo. Quando la Germania andrà a vedere i bilanci in Unione Europea, ci sarà sicuramente una stretta finanziaria e fiscale sui paesi più deboli, la Spagna e l'Italia prima di tutti, ma seguite da altri paesi. Le forze recessive continuano ad esistere, questo Recovery Fund non basta a bilanciarle e questo creerà di nuovo tensioni nell'Eurogruppo, ritorneranno come quelle che ho vissuto io, non ci sarà abbastanza democrazia, non ci sarà
abbastanza trasparenza, e quindi si ritornerà alla formula di cui parlavo prima: asimmetria di poteri, mancanza di opacità e inversione della realtà delle cose. Quindi io penso che sia un dovere dei cittadini europei quello di far trapelare la verità, di trovare un modo per diffondere le cose che succedono veramente, non solo per curiosità, per diffondere le informazioni, ma per fare un primo passo verso una trasparenza che sia radicale e per fare un primo passo verso un certo grado di democrazia. Vi ringrazio. Avrei alcune domande per il professor Varoufakis. La prima, lei ha scritto il libro Adults in the Room e poi Costa Gavras, che tutti noi, quelli della mia generazione, conosciamo per essere stato premio Oscar per Z, l'orgia del potere, ha fatto il film. Risponde a verità che alcuni stati come la Spagna, la Francia, ha trovato distributori questo film e viceversa altri come l'Italia e la Germania no? Perché se così fosse, in questo caso si continuerebbe a parlare, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, di censura. Vorrei un commento, grazie. We have a few questions for Professor Varoufakis. The first one is, well, you, Professor Varoufakis, have written Adults in the Room, the book, from which director Costa Gavras has made a film, a movie. For the people of my generation, we know very well Costa Gavras, important director. He also won the Oscar for another movie on the dictatorship that happened in Greece. This movie, Adults in the Room, has found distributors in Spain and in France, but has not found any distributors in Italy and in Germany. Is that true? Is that a problem? Do you think that that's a problem? Because according to Italian Constitution and Article 21, this could be considered as a case of censorship. I have to admit, I don't know exactly the details, because this is a movie that I wrote, just a book on which it was based. But I have to tell you that at least in Germany, I do not know what the situation is in Italy, but I know that in Germany there was concerted efforts by several rather powerful figures and institutions for the movie not to be shown. And let me make a very specific claim, which is true. This is why I'm making it, and I dare anyone challenge the veracity of it. Klaus Regling, who is the president of the European Stability Mechanism, effectively the bailout fund of the Troika, when he found out that Costa Gavras was making the movie, before the movie was made, even before the filming began, asked to see him in Paris and pressurized him over a lunch, I believe, quite seriously pressurized him with, thinly disguised threats not to make the movie. Adesso non conosco i dettagli della situazione, il film è stato tratto da un libro che io ho scritto, ma i dettagli per quanto riguarda il film non li so. Non conosco la situazione in Italia, ma so che in Germania ci sono stati degli sforzi concertati, importanti, da parte di figure, personaggi istituzionali tedeschi perché questo film non fosse proiettato, non fosse visto. E so di un evento, sfido chiunque a dire il contrario, so che Klaus Regling, presidente del meccanismo di stabilità dell'Unione Europea, che fa capo alla Troika, quando ha saputo che questo film sarebbe dovuto uscire, ha chiesto un incontro con il regista Gavras, mi pare fosse per un pranzo, e in maniera molto seria ha posto avanti delle pressioni, anche delle velate minacce, perché questo film non venisse fatto. Ancora due domande, professor Varoufakis. La prima, noi parliamo di libertà di espressione del pensiero e abbiamo detto che in Italia non siamo bene perché siamo 41esimi nel ranking mondiale di Reporters Without Borders, ma anche voi lì in Grecia non siete per nulla bene perché siete 70esimi su 180
e purtroppo ci sono dei giornalisti che pagano con la vita il loro tentativo di dare corrette informazioni, ma combattono quotidianamente contro naturalmente i poteri forti, contro la criminalità organizzata, contro i traffici illeciti. Voglio solo ricordare, se magari lei ci può dire qualcosa, nel 2010 Socrates Golias fu ucciso di fronte alla moglie. Nel 2016 Panagiotis Maurikos esplose con la sua auto e non si seppe esattamente come. Nel 2021, quest'anno, Georgios Karaivas è stato ucciso da 2 killer in moto. Quindi la situazione ritengo sia pesante anche lì. Ce ne vuole parlare cortesemente? Grazie. We have 2 more questions for Professor Varoufakis. The first one, as you know, we are talking about freedom of expression here during our festival, and the situation of Italy is not very good. Italy is 41st in the ranking for freedom of expression, the ranking issued by Reporters Without Borders. But also the situation in Greece is not that positive either. Greece is 70th out of 180 countries, and there are journalists in your country that have paid with their lives in order to carry out their jobs, to spread information relevant for the citizens, and that every day have to fight against the power and against crime and against anybody that wants to oppose their job. For example, in Greece, in 2010, Socrates Golias has been killed in front of his wife. In 2016, Marikos, another journalist, has been killed in his car with a bomb. And this year, in 2021, Georgios Karaivas also has been killed by 2 people on a motorbike. So what's the situation like in Greece? If you would like to share some information, some details about the situation of freedom of expression in Greece right now. Thank you. It's asphyxiating for journalists. Of course, there are always worse countries like Turkey or Belarus, but for a European Union country, we are very well down the path towards urbanization, towards Hungary, which is an EU country. And not far off Turkey, actually. You mentioned killings of journalists, but there is also another kind of violence which is not explicit and obvious. I speak to journalists very often as a politician, and even those who are on the opposite side of politics from me, you know, whom I don't agree with and they don't agree with me, they come to me with stories of horror at the kind of oppression they feel in their newspaper, television channel, radio station. Because let's face it, the Greek media are bankrupt, like the rest of the country. They're owned by oligarchs who are financing them through loans from the banks, which are also bankrupt, and which are completely in the pockets of the Troika, of Mr. Reglin, whom we mentioned before. Now, clearly, they have an editorial line, no criticism whatsoever of the status quo. So the journalists who are not killed, are not shot, who still work in an environment of complete and utter terror. And since I'm talking about the fear of journalists working, it is incumbent upon me, I can't not say a word for my friend Julian Assange, who is, as we speak, rotting in Britain's Guantanamo Bay. Why? Because he revealed to you, to me, to the people of the United States, to Germany, to Britain, the crimes against humanity carried out by our Western governments in our name, behind our backs. La situazione è asfissiante per i giornalisti in Grecia. È vero che la situazione non è così grave come potrebbe essere quella in Turchia
o in Bielorussia, ma è vero che la Grecia, per essere un paese dell'Unione Europea, si sta avvicinando, sta andando verso la situazione, si sta urbanizzando come l'Ungheria di Orbán, che invece è un paese dell'Unione Europea. E non siamo nemmeno tanto distanti dalla situazione attuale in Turchia. Lei ha parlato di una serie di omicidi che ci sono stati in Grecia, ma c'è anche una violenza più subdola, meno esplicita. Sono quelle dei giornalisti. Io per il mio lavoro parlo molto spesso con i giornalisti in quanto politico, e parlo anche con i giornalisti che ovviamente non sono d'accordo con me, che hanno idee politiche opposte magari alle mie. Ebbene, anche questi mi raccontano di storie vere di orrore, dell'oppressione che subiscono dai mezzi di informazione, da chi controlla i mezzi di informazione in Grecia. Bisogna dirlo, i mezzi di informazione in Grecia sono in bancarotta, come il paese stesso, e sono controllati da degli oligarchi che finanziano i mezzi di informazione attraverso dei prestiti di banche che sono a loro volta in bancarotta, controllate dalla Troika, del signore di cui parlavamo prima. Questi mezzi di informazione hanno una linea editoriale molto chiara: nessuna critica nei confronti dello status quo. E quindi anche i giornalisti che non vengono uccisi, che non vengono feriti, vengono comunque obbligati a vivere in un clima di vero terrore. E vorrei concludere questa mia risposta. Devo per forza spendere 2 parole per il mio caro amico Julian Assange, che in questo esatto momento sta marcendo nella Guantanamo britannica e si trova lì solo per la colpa di aver rivelato ai cittadini dei paesi europei, a tutti noi, i crimini che sono stati commessi contro l'umanità dai paesi del mondo occidentale alle nostre spalle e senza che noi sapessimo niente. Un'ultima domanda che chiedo cortesemente al nostro bravissimo traduttore, il dottor Stefano Renzi, e poi la parola a coloro che hanno fatto domande online. L'ultima domanda è questa, una premessa prima. Noi oggi abbiamo parlato di una disposizione della nostra Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista. Anche voi lì in Grecia avete il problema neonazista di Alba Dorata. Ci vuole parlare dell'attuale situazione che vivete e di Ioannis Lagos? Grazie. This is the last question that I asked Professor Varoufakis, and then we will have a few questions from the public. Here in our Italian constitution, there's enshrined an article that says that the fascist party cannot be reconstituted, cannot be rebuilt. It's forbidden by law. And we know that in Greece there's a serious problem with a far-right movement, Golden Dawn, that has been creating serious problem in your countries. Could you give us some comments about Golden Dawn and especially about Ioannis Lagos? Golden Dawn are not a neo-Nazi party because there's nothing new about them. It's a Nazi party, and Lagos is a Nazi. They're not even reconstructed Nazis. They are fully fledged, 100% Nazis. They have Hitler's picture in their rooms, and you know they would have had the swastika if it was not banned. So they have something looking like the swastika. The rise of this Nazi party is a result of the huge crisis. If you humiliate the people constantly, and if democracy is destroyed by the liberals, the so-called liberals, then that's fantastic ground on which the Nazi tree can grow. I have to say that I don't believe constitutions can defeat fascism or Nazism. The only thing that can defeat them is the destruction of their habitat. And their habitat is permanent crisis, permanent inequality, and hopelessness. In Italy, your constitution has not stopped the ultra-right. Mrs. Meloni, as we speak, is the official opposition. She's going to get strengthened as a result of being the official opposition. And the worst aspect of this,
ultra-right, xenophobic, racist, quasi-fascist or fully fledged fascist parties is that they don't even need to be in power anymore. They can influence, they can corrode our politics and our centrist so-called parties that implement extremely racist, xenophobic, and right-wing populist policies without even being in government. So we need to change the world in a way that renders them obsolete, not just bans them by law. Alba Dorata non è un partito neonazista, perché non c'è niente di nuovo, di neo-nazi in loro, sono proprio dei nazisti, puri. E Lagos è un nazista, al 100% hanno delle immagini di Hitler nelle loro stanze, mostrerebbero la svastica se solo non fosse un crimine punibile per legge. Quindi sono completamente nazisti, è inutile chiamarli neonazisti o chiamarli con altri nomi. Ma la crescita di questi movimenti nazisti, neonazisti, è il risultato delle crisi che abbiamo vissuto. Quando si continua ad umiliare un popolo, quando si continua a distruggere la democrazia, e questo viene fatto dai cosiddetti partiti liberali o illiberali, beh, questo è un clima perfetto perché nascano movimenti nazisti, fascisti di destra radicale. Io non credo che la Costituzione possa veramente sconfiggere i nazisti, i fascisti o movimenti che si definiscono tali. Cosa c'è bisogno di fare? C'è bisogno di distruggere il loro habitat. E il loro habitat, la situazione in cui fioriscono questi movimenti, sono proprio le crisi, le diseguaglianze, la disperazione dei popoli. Anche in Italia l'abbiamo visto, la Meloni è a capo di un partito che adesso è considerato come il partito di opposizione ufficiale in Italia, una figura rispettata. E la cosa peggiore adesso è che osserviamo che questi partiti della destra radicale, fascisti, non hanno bisogno nemmeno di essere al potere. Attraverso la loro influenza riescono a corrodere le strutture democratiche, le politiche portate avanti dai partiti centristi cosiddetti, e quindi riescono ad influire dall'esterno, dal fuori. Dobbiamo quindi cambiare il mondo, questo dobbiamo veramente farlo, non per sconfiggerli direttamente, ma per renderli obsoleti, irrilevanti. Adesso chiedo cortesemente al traduttore di passare, di tradurre le domande che sono arrivate sui social. Grazie. I will translate the questions that are arriving from the public. What are your proposals to change an organism like the Eurogroup to make it transparent and to hear the proposals of the less important countries from an economic perspective, but the same countries that are fundamental for the future of the European Union? Well, the first obvious step is to record minutes so that your minister, when he or she speaks on your behalf, knows that you will know what they said rather than hear through leaks what his opponents in the Eurogroup said he said. You know, that's a very big thing and such an easy thing. I would even live stream them. Why shouldn't you be able to hear what your finance minister says on your behalf? The idea that if you do that, deals will be made elsewhere, yes, it's true. But at the same time, it's in the Eurogroup that the decisions are made. You should be able to see what's happening there on your behalf, to the extent that we have a democracy. So something as simple as transparency can make a very big difference. But of course, in the longer term, we need a federal democratic constitution so that we can actually elect together our federal treasurer, our federal economy minister, our federal labor minister, and so on. Allora, il primo passo sarebbe quello di avere dei verbali scritti, in modo che il ministro, la persona
chi viene mandato a questi incontri dell'Eurogruppo sappia che quello che sta dicendo durante questi incontri a nome dei cittadini che l'hanno eletto venga poi saputo, venga diffuso, ed è una cosa così semplice, mi sembra. Io addirittura proporrei di fare degli streaming in diretta di queste riunioni. C'è chi dice che vabbè, se fosse fatto così, se non fosse fatto in segreto, allora gli accordi verrebbero presi altrove. Potrebbe essere vero, ma non vedo perché questi incontri debbano avvenire completamente in segreto. Quindi la trasparenza è il primo passo, è un elemento fondamentale. Poi dopo, a lungo termine, penso che invece bisognerebbe redigere una Costituzione democratica federale, in modo che possa essere possibile eleggere il ministro federale del Tesoro, il ministro delle Finanze federale, che ci possa rappresentare in questi consessi. So this is the question: what do you think about freedom of expression and information now in COVID-19 time? I'll just translate it briefly for the Italian speakers. Che cosa pensa della libertà di espressione e di informazione adesso in periodo di Covid? Well, clearly, it is far more urgent that we have freedom of information now than during normal times, because the worst enemy of our collective attempt to fight the virus is lack of trust. And nothing builds mistrust more effectively and efficiently than opacity, than lack of information. Beh, è ancora più urgente adesso garantire la libertà di informazione, la libertà di espressione, ancora di più che in tempi di pace, in tempi di normalità, perché il più grande nemico che possiamo avere nella nostra battaglia contro il virus è la mancanza di fiducia, e l'opacità nella trasmissione delle informazioni, la diffusione delle informazioni porta proprio a questa opacità, che porta poi a una mancanza di fiducia nei mezzi di cui disponiamo per fare fronte a questa grande crisi. Time ran out so quickly, Professor. We thank you very much for your speech and your answers. We hope to have you as a guest here in Italy, and we wish for you and all Greek people good luck. Thank you very much. The pleasure was mine. I hope that I'll be in Italy soon.